Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire notizie e aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito dai dati, sono stati presentati infatti i dati relativi alle presenze turistiche nella regione nel 2023 e nell'ultima stagione invernale, che hanno registrato nel 2023 la presenza di circa 10 milioni e 62 mila presenze turistiche, un dato che rileva un più 6,9% rispetto al 2022. Ma ne andiamo a parlare subito in questo servizio insieme al governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, insieme all'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. Sì, abbiamo messo in campo una politica di programmazione che sta premiando, che non guarda semplicemente a cosa avviene oggi ma anche ai prossimi anni, impostata già anni addietro. Non a caso i numeri testimoniano che malgrado una stagione invernale difficile dal punto di vista atmosferico, è cresciuto a differenza delle altre parti d'Italia. Questo è dovuto a molteplici fattori, la campo e continueremo a mettere in campo, è dovuta al fatto anche degli investimenti che abbiamo favorito di soggetti privati per quanto riguarda la parte ricettiva, è dovuta anche ai nuovi collegamenti per cui abbiamo operato, basti vedere cosa abbiamo fatto con l'aeroporto, ad esempio i numeri sull'Irlanda sono emblematici, lo scorso anno che era partito il volo su Dublino più 97,2% di turisti dall'Irlanda. Pensiamo cosa succederà il prossimo anno quando l'apertura di molteplici nuovi voli europei potranno permettere alle persone di scegliere il Friuli Venezia Giulia. Sì, nel 2025 abbiamo ovviamente quell'occasione straordinaria sul quale altro passaggio che stiamo promuovendo a livello internazionale ed europeo, una serie di iniziative importanti che non si limitano soltanto al programma strettamente connesso a Go2025, ma sarà anche Go25 in France con una serie di eventi paralleli che coinvolgeranno tutta la regione e saranno fortemente attrattivi. Questo vuol dire grandi mostre, grandi concerti. Questo perché? Perché noi crediamo che Go2025 non debba diventare attrattiva per una nicchia, ma deve diventare un fenomeno popolare, e per questo tutti gli eventi che abbiamo messo in campo con ingenti risorse vanno in quella direzione. Dati ancora più significativi se si considera la stagione invernale che abbiamo e che stiamo attraversando, quindi pochissima neve, temperature elevate. Il Friuli Venezia Giulia in controtendenza, quindi presenze in aumento, incassi in aumento. Questo a significare che le politiche che abbiamo messo in campo, quindi non solo per gli sciatori ma di offerta servizio a tutto tondo per gli amanti della montagna, stanno pagando. Ecco, poi a me piace sottolineare anche il risultato che stiamo ottenendo sempre nei poli. Una volta si chiamavano poli sciistici, mi piacerebbe chiamarli poli montani anche nel periodo estivo. E continuiamo a parlare di dati, ma prima ricordiamo che oggi si celebra anche la giornata dedicata alla Fieste de Patrie dal Friul, una data, come scrive anche sulle sue pagine social il presidente Fedriga, dal forte significato identitario per ricordare che in ogni parte del mondo la nostra Aquila ci tiene sempre uniti. Auguri a tutti i friulani nel mondo. Come detto, comunque continuiamo a parlare di dati, ci spostiamo a Monfalcone, città sempre più visitata anche con le aperture nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta con dati turistici in aumento. Ne parliamo insieme al sindaco Anna Maria Cisint. Monfalcone è cultura in questi giorni. La vigilia di Pasqua e Pasquetta sono andati benissimo, abbiamo avuto numeri importanti di presenza sia nei nostri musei, 150 persone hanno visitato il Museo della Cantieristica, 120 persone hanno visitato questo importantissimo e nuovo museo medievale, moltissimi sono andati in galleria, 350 persone hanno potuto apprezzare la nostra mostra in galleria e più in generale abbiamo avuto veramente un afflusso anche da sold out a teatro per 3 spettacoli di fila durante il weekend di Pasquale. Quindi una grande soddisfazione, la condividevo adesso con l'assessore Fasan, ringrazio tutti e voglio dire anche che è una bella notizia, è arrivata dai numeri che confrontano il 2023 con il 2022 per quanto riguarda le presenze a Monfalcone, con un più 3 netto rispetto a un numero già molto importante del 2022, erano più di 232.000 le presenze nel 2022, siamo arrivati a più 70.000 presenze rispetto a quelle, ecco, quindi un più 3% importante che ci dà fiducia e suggerirei a tutti di considerare a pieno titolo anche agli organi di informazione come Monfalcone una delle tappe più importanti per la cultura in Friuli Venezia Giulia. E chiudiamo rimanendo ancora a Monfalcone, sono oltre 100 i posti di lavoro in 11 aziende del territorio in questo nuovo Recruiting Day presentato dal Comune di Monfalcone il prossimo 8 maggio e organizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia per il Lavoro MAV. Ne andiamo a parlare insieme a Gianni Fratta, responsabile del Recruiting Day per la Regione Friuli Venezia Giulia.
Oggi siamo qui a Monfalcone, nel Palazzo del Municipio, a presentare l'ennesimo Recruiting Day che abbiamo programmato in collaborazione con il Comune di Monfalcone e con l'Agenzia per il Lavoro MARV. Abbiamo 11 aziende che stanno cercando oltre 100 figure su diversi profili e su diversi settori. L'appuntamento è per mercoledì 8 maggio nel Palazzo del Municipio di Monfalcone. Le candidature sono già raccoglibili da oggi fino a domenica 28 aprile. E questo è il 13° recruiting che presentiamo nel corso del 2024. Ne abbiamo entro giugno altri 6 da presentare, quindi raggiungeremo una ventina nell'arco del primo semestre. Trovate tutte le informazioni anche sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia e tutte le informazioni anche sul nostro sito radio.0.it, dove trovate anche tutte le informazioni sugli ultimi Recruiting Day presentati. E per il nostro Info FVG per oggi è tutto, ci riaggiorniamo nei prossimi appuntamenti ancora con eventi e aggiornamenti dal